Noi siamo già fuori tempo massimo. È lapidaria l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan sulle aspettative riposte per il tavolo di crisi per l'ACC Wambao, convocato per venerdì 10 dal vice ministro allo sviluppo economico Alessandra Todde. Convocazione attesa, in ballo c'è il futuro di 300 lavoratori che attendono risposte. Al confronto prenderà parte, oltre al Ministero del Lavoro, la Regione, Invitalia, il sindaco di Borgo Valbelluna, il prefetto, i commissari di ACC e i rappresentanti delle 3 sigle sindacali. ACC sta affrontando da sola, con noi, con la Regione del Veneto a fianco, con il territorio certamente, ma da sola, senza le banche, senza il credito, senza un accompagnamento vero, una battaglia che è incredibile, perché pensate che ha continuato ad aumentare le proprie produzioni, segno che quello che è accaduto in Cina ha avuto una ripercussione importante anche da noi ed è un'occasione per tornare a produrre quel compressore che ACC continua a produrre, ma farlo in Italia, tutto. Noi ci aspettiamo che ci sia una risposta.